La città metropolitana per noi è un'idea come un'altra, avrebbe cantato Paolo Conte. Già, perché il territorio del nuovo ente, che oggi la legge ha deciso di far coincidere con quello della vecchia provincia, in passate elaborazioni teoriche e politiche, è stato di volta in volta più ampio o più ristretto. Molto in auge era stata per esempio l'ipotesi di un'area centrale ligure, comprendente le vicinissime città industriali e portuali di Genova e Savona. E ancora si era ragionato su un territorio strettamente connesso al capoluogo regionale, quindi più piccolo della vecchia provincia di Genova. L'elaborazione dell'idea di città metropolitana, ovvero di area vasta gravitante in modo organico e interconnesso su un capoluogo, è un tema su cui ha dato un contributo accademico negli anni scorsi anche la Fondazione Labò, istituzione pubblica genovese che si occupa di urbanistica. Un pannello dedicato a questo tema è posto al centro della mostra sulla città pubblica, in corso fino al 21 febbraio, alla Loggia della Mercanzia di Piazza Banchi. Con lungimiranza, in un periodo di 5-10 anni fa, voi avete fatto uno studio sulle prospettive di sviluppo urbanistico di quest'area. Che cosa è emerso? Ma è emerso una condizione di sviluppi, di proposte soprattutto infrastrutturali e di dotazione di servizi, in particolare i parchi, le infrastrutture come si diceva, e la vocazione di un'area che ha diverse caratteristiche tra la struttura vera e propria di Genova, che in fondo aveva già fatto un passo verso la città metropolitana con il 1926, quando aveva annesso i comuni. Forse è stato il primo momento di avvio verso la città metropolitana. Adesso, in confronto con una ricerca universitaria, si sono confrontate realtà come quella di Genova, Torino, Milano, Roma, Bari, Venezia e Bologna, per capire come si potessero confrontare queste diverse situazioni, perché decisamente sono diverse nelle loro condizioni, sia insediative sia territoriali. Nel loro studio, gli urbanisti della Fondazione Labò hanno evidenziato che Genova ha una struttura diversa dalle altre aree urbane italiane. Ha una caratteristica di un insediamento lungo la costa che è quasi un continuo, salvo piccole interruzioni. Una prima cintura di comuni che con maggior forza si relaziona alla dimensione metropolitana, pensiamo a Busalla per intendersi, no? L'asse infrastrutturale che la attraversa, e tante aree invece di carattere con forti valenze ambientali come la Valtrebbia, come il Parco dell'Aveto, come il Parco del Beigua. Un confronto fra l'area urbana genovese e quella di Torino è stato oggetto di una tesi di laurea di un urbanista che collabora con la Fondazione Labò attraverso l'Associazione dei Giovani Urbanisti. A Genova la particolarità è che subito al di fuori dei confini comunali si ha un sistema rurale molto, molto diffuso, che è praticamente il fenomeno insediativo della città metropolitana può essere descritto quasi interamente nei confini comunali o nella conurbazione costiera. Al contrario, così non è per il sistema delle infrastrutture, per cui vengono a rivestire grossa importanza gli assi di collegamento lungo la costa e verso l'entroterra. E si viene a creare una discontinuità fra il sistema insediativo, che ha come prevalenza l'asse est-ovest, e quello infrastrutturale che gravita soprattutto nella direzione nord-sud. Al contrario, Torino si è sviluppata per cerchi concentrici successivi, infatti si parla di prima, seconda, terza cintura, e quindi ha una dimensione di città metropolitana a livello insediativo che fatica ad essere contenuta dal comune centrale, ma al contrario ha fortissime interazioni con i comuni di prima cintura. Nel momento in cui la città metropolitana nasce veramente, gli studi urbanistici sull'area vasta possono contribuire al lavoro di chi deve programmare lo sviluppo del territorio. Questa ricerca, questo studio, in che modo può essere utile al lavoro della città metropolitana per pianificare le strutture urbane? La città metropolitana sta muovendo i primi passi, però ha dietro di sé il lavoro che prima aveva fatto la provincia, il lavoro che hanno fatto i comuni nel fare i propri piani urbanistici,
Questo studio sicuramente è uno stimolo interessante perché pone il tema soprattutto della riqualificazione urbana, quindi delle aree che erano state le aree dell'edilizia pubblica, non solo a Genova, perché poi è importante sottolineare questo aspetto, ma in tutti i centri maggiori, insomma, della regione, ma soprattutto, diciamo, di quella che oggi è la città metropolitana. Allora, io credo che uno degli obiettivi che il piano della città metropolitana deve conseguire è quello di dare una unitarietà di disegno a tutti i vari comparti, a tutte le parti che compongono questa nuova città metropolitana. La mostra sulla città pubblica alla Loggia della Mercanzia espone foto, planimetrie e dati relativi alle 9 zone di edilizia residenziale pubblica realizzate a Genova a partire dai primi anni 70, da Pravo Oltri alle Lavatrici, da Sestri San Giovanni a Begato, da Granarolo a Quarto Alto. Progettate per ospitare complessivamente 65.000 persone, furono deliberate dal Comune grazie a una legge nazionale del 1965, la celebre 167, che dava un formidabile impulso all'edilizia residenziale pubblica. Professore, quella che vediamo in queste fotografie è la famosa, per qualcuno famigerata, diga di Begato. Ci racconta la storia dell'edilizia popolare a Genova? La legge aveva l'intenzione di sviluppare dei veri e propri quartieri, tendenzialmente abbastanza grandi, quindi l'idea di costruire dei quartieri esterni alla cinta urbana, quindi lavorando sulle periferie. Si attua, come dire, lo sviluppo delle periferie. Le giunte di sinistra dominanti a Genova in quegli anni favorirono questi imponenti interventi di edilizia popolare a basso prezzo per dare una casa a tutti. Oggi la nuova sensibilità ambientale e paesaggistica vede quei brani urbanistici così ingombranti con un occhio critico, ma certamente restano la traccia visibile della storia urbana, sociale, culturale della città.